Buonasera, iniziamo le interviste con Nicola Cumin dell'Hockey Tiene, una partita terminata sul pareggio, ennesimo possiamo dire. Primo tempo passato in vantaggio, poi forse abbiamo messo un po' in difficoltà il Trissino, mentre il secondo tempo possesso di palla notevole eccetera, però le conclusioni non si riesce a buttarle dentro. Non so se è l'analisi giusta. Sì, sì, Nicola. è un pareggio sicuramente equilibrato, l'ennesimo della stagione, credo di averne contati 9. È una stagione un 9. po' balorda, nel senso che con la regola dei 3 punti capiamo non è una scusa, e attenzione, non è un alibi, però chiaramente tutti quei pareggi lì è meglio fare 3-4 vittorie e 3-4 sconfitte, la classifica sarebbe ben diversa. Però questa è la classifica, ci restano ancora 3 partite da fare, sono 3 finali e dobbiamo resettare un po' oggettivamente stasera, e anche Montecchio c'era anche della stanchezza fisica e mentale, un po' di infortuni, si è visto. Trissino comunque è una squadra che sta facendo un campionato al di sopra delle aspettative, corre tantissimo e è un po' forse la costante di quest'anno delle occasioni perdute in campionato, nel senso che anche questo pareggio nella carta ci sta per quello che abbiamo visto in pista, però prendere il gol a 3 minuti dalla fine a Montecchio è successo a 2 minuti e 59, insomma siamo sempre lì, sono piccoli dettagli che però fanno la differenza. Concordo che nel secondo tempo, specie dopo il 2-1, forse è stato lì che abbiamo un po' peccato, perché le occasioni per il 3-1 spinti anche da un grande pubblico c'erano, e se rifacciamo il 3-1 probabilmente la partita la si chiude. Sì, anche perché loro hanno sofferto il possesso palla, la presenza proprio sempre sotto porta, le azioni prolungate e quindi si poteva raggiungere qualcosina. Del resto pareggio all'andata, pareggio al ritorno, col Trissino Si è pareggia. proprio patta, non c'è niente da fare, mentre con qualche altra squadra magari siamo riusciti anche a vincere. Certo. Eh, allora Nicola, come abbiamo detto, importantissime queste gare, difficilissime, importantissime, c'è forse anche una certa tensione proprio per la classifica, o sbaglio? Beh, è naturale, perché con il fatto, a parte il Pico che è retrocesso, e Trissino e Valdagno che sono le due seconde squadre giovani che magari sulla carta si poteva pensare che insomma la seconda retrocessione poteva essere appannaggio loro, in realtà stanno dimostrando con il gioco e con pieno merito di essere a un passo dalla salvezza, o comunque di essere lì, e quindi squadre come noi, come il Modena, ma lo stesso Roller Bassano, Seregno, Montecchio, squadre anche molto titolate, abituate a puntare ad un playoff o comunque a posizioni di classifica di un certo rilievo, e qualcuna deve retrocedere alla fine. Noi faremo di Certo, tutto perché ovviamente non si attiene, quindi abbiamo 3 finali, se noi le vinciamo tutte e 3 siamo salvi, questo dipende da noi. molto bene. In bocca al lupo allora per le Crepi. prossime gare e arrivederci. Ciao Nicola, grazie.